wonderful thing. Mommy making this wonderful thing. Ed eccoci con l'appuntamento settimanale di Intenzioni Pericolose. Questa sera ci occupiamo di femminicidio, pluriomicidio, ossessione, violenza. Un po' di tutto questo trova sintesi nel caso che andremo ad affrontare questa sera, ovvero la strage familiare più grande mai avvenuta in Italia. 6 persone uccise, 23 colpi di pistola esplosi. La strage di Buonvicino risale al 19 novembre 1996. Una mattanza vera e propria che si è consumata in questo piccolo borgo di 2300 anime situato sulla costa tirrenica cosentina, proprio vicino Diamante. Il carabiniere Alfredo Valente, di stanza a Formia nel Lazio, non accettando la fine del suo matrimonio, impugna la sua pistola d'ordinanza ed uccide prima l'ex moglie Jenny, poi i genitori della donna, i cognati e addirittura la figlia di questi ultimi. In casa quel giorno erano presenti anche altri 2 bambini, la figlia del carabiniere e anche il cuginetto Marco, che all'epoca aveva 3 anni ed è scampata alla furia omicida dello zio. E sono qui con noi oggi ospiti una parente della famiglia, ovvero la giornalista Fabrizia Arcuri e il criminologo Sergio Caruso. Benvenuti. Prima di iniziare con i nostri ospiti, ascoltare le loro parole, i loro punti di vista, percorriamo la cronaca di quel giorno con questo servizio realizzato da Massimiliano. Quella consumata a Buonvicino 25 anni fa rappresenta la più grande strage familiare avvenuta in Italia. Proprio in quel caratteristico borgo di 2300 anime della provincia di Cosenza, dalle sembianze di un suggestivo presepe che si affaccia sul Mar Tirreno, è diventato teatro di una carneficina per mano di un uomo che uccise l'ex moglie e i suoi parenti nella sera del 19 novembre 1996. A vestire i panni del killer il 33enne carabiniere Alfredo Valente, di stanza a Formia nel Lazio, che si presentò a casa della madre di sua figlia Genoveffa Salemme, conosciuta come Jenny, di 32 anni, tornata a vivere a Buonvicino con i suoi genitori dopo aver chiesto il divorzio dal marito. Una rottura mai accettata dall'uomo che scatenò una furia omicida così violenta e cruenta da sterminare un'intera famiglia. 23 colpi di pistola calibro 9, 6 corpi straziati dai proiettili, sangue sui pavimenti e le pareti e le tracce di 2 bambini, testimoni della mattanza, che però non erano più in casa. Il tutto avvenne in pochi minuti. Il carabiniere che irrompe in casa dove Jenny aveva appena finito di cenare insieme alla sorella Francesca, il marito di lei, Luigi Benvenuto, e i loro 2 figli, Fabiana, 11 anni, e Marco, 3. Pochissime parole che innescano la follia di chi diceva di amarla ed inizia così a sparare. Prima la sua ex moglie, poi i genitori della donna, Raffaele Salemme e Marianna Moroso, e i cognati. Una ferocia che però non si placa nemmeno davanti agli occhi dei bambini. Voleva portarli a Brescia da un fratello di Jenny, ma la piccola nipotina Fabiana si aggrappa, piangendo al corpo martoriato della sua mamma, da cui non si stacca. Allora l'uomo decide di uccidere anche lei. Porta via invece sua figlia Alessandra e Marco. Alfredo Valente venne arrestato 12 ore dopo in Lombardia. Processato dalla Corte di Assise di Cosenza, fu condannato a 30 anni di carcere. Dopo aver scontato 25 anni di detenzione, adesso l'uomo vive a Diamante. È tornato libero grazie agli sconti di pena previsti dalla buona condotta e all'indulto di 3 anni concesso dallo Stato. Quella strage vive ancora nella mente di tanti e soprattutto negli occhi e nei cuori di quei 2 bambini, oggi divenuti adulti consapevoli del loro tragico passato. Ecco, una strage che vive nella mente di tanti. Fabrizia, ancora grazie per essere qui con noi. Tu che sei una parente di Marco, tra l'altro uno dei bambini superstiti alla mattanza, Marco Benvenuto. Fabrizia, tu che hai rapporti con Marco, cosa ricorda Marco, avendo all'epoca 3 anni, di quel tragico giorno? Buonasera a tutti. È un po' pesante vedere la ricostruzione, sinceramente. Marco ha dei flash, ricorda dei momenti, altre cose il tempo ha ricostruito un po' quel momento. Sicuramente non l'ha mai dimenticato ed è cresciuto con la consapevolezza
di quello che era successo. Negli anni, naturalmente, lui è stato adottato da mia zia, la sorella più piccola della famiglia. Che hanno fatto un ottimo lavoro con lui, tant'è che lui considera adesso mamma e papà, gli zii e le due cugine, fratello e sorella. Però ha sempre anche chiesto, e quando ha chiesto gli è stato risposto. Quindi è cresciuto con, ripeto, la consapevolezza di aver perso in quel modo tragico la madre, il padre e la sorella. Lui ricorda in particolare i colpi, questo lo ricordo anch'io, perché quando tornò appunto, cioè lo riportarono a casa le forze dell'ordine dopo che furono ritrovati a Brescia, e lui ripeteva per due giorni, 2 o 3 giorni, ripeteva a nonna, a noi, insomma, che l'accudivamo, che c'erano tanti botti, però dice, io guardavo fuori, ma non c'erano i fuochi d'artificio. Dov'erano, nonna, i fuochi? I fuochi dov'erano? Fabrizia, scusa, E, oggi come è stato metabolizzato da Marco? e Marco ha metabolizzato tutto. Quindi ha metabolizzato la tragedia, poi naturalmente con il tempo ha chiesto anche informazioni più dettagliate, e quindi comunque è andato avanti. È andato avanti con i suoi vuoti, i suoi anche, i suoi silenzi anche, e poi però è un ragazzo che sa quello che vuole dalla sua vita, chiede naturalmente giustizia adesso, quella che non gli è stata data perlomeno dalla sentenza, poi senza giudicare assolutamente la Corte d'Assise, perché qui cioè, insomma, si apre tutto un altro scenario. Lui lavora e ha una grande passione che è quella dei tatuaggi, e va avanti con la forza e il coraggio di aver superato, lui sa di aver superato. Ecco, Fabrizia, ecco, il coraggio sicuramente è tanto. L'uomo che ha compiuto la strage è ritornato libero dopo aver scontato la sua pena e vive proprio paradossalmente vicino casa di Marco. Come vive tutto questo? E Marco non se lo chiede. Nel senso che non lo accetta naturalmente, ma non lo accetta a livello di giustizia. Però lui dice sempre, ripete sempre, se io non posso più, cioè io non posso vivere con l'angoscia o la paura, perché tanti anche gliel'hanno chiesto, glielo chiedono, insomma, se ha paura di questa persona. No, io devo pensare a me, alla mia vita, e sicuramente lui avrà a che fare con la sua coscienza e chiede sostegno anche alla comunità, sostegno alla comunità di Diamante, che devono comunque questo silenzio che c'è stato per 25 anni, perché voi sapete benissimo che per 25 anni questa storia comunque non è mai uscita fuori, è stata racchiusa nella comunità, nelle due comunità, Diamante e Bonvicino, però nessuno a livello neanche mediatico, ma erano anche altri tempi, era il 96 appunto, non è mai venuta fuori così come in Voglio questo chiedere periodo. al criminologo, a Sergio Caruso, il fattore scatenante di questa strage è stato un divorzio non corrisposto. Lui arriva ad uccidere l'ex moglie e addirittura anche tutta la sua famiglia, la famiglia della donna. Che cosa succede? Siamo nel grande ambito dei family murder, descritti ampiamente dalla cronaca e dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale. Il fattore S, il fattore scatenante, senza dubbio la non accettazione di un divorzio, e il primo astio, il primo bersaglio è stata la moglie. Ma nella psiche di questi soggetti l'ostacolo da battere è la famiglia, in cui nella mente di questo offender estremamente
grave a livello di azione criminodinamica, perché qua non parliamo di una strage, ma parliamo della più grande strage familiare mai compiuta in Italia. L'ostacolo da abbattere, l'ostacolo tra la sua realizzazione e i suoi progetti futuri era tutta la famiglia, e vi dico di più, che questi soggetti attribuiscono un ruolo ovviamente negativo ad ognuno dei componenti della famiglia. Infatti in parecchie occasioni hanno testimoniato che il valente aveva delle idee di gelosia abbastanza morbosa, come se la famiglia in sua assenza favorisse la moglie in incontri extraconiugali. Quindi Niente Caruso, di più, scusa, niente di può meno. essere che abbia ritenuto più che altro che che la moglie, l'ex moglie, fosse stata molto influenzata dai parenti nel compiere, nel richiedere il divorzio? C'è la scena del crimine. Infatti, perché facciamo anche un passo indietro e facciamo una controanalisi che facciamo in tanti casi. Per un soggetto armato, addestrato e abituato a sparare, quale poteva essere, come potevano essere d'ostacolo donne e una bambina? Due anziani, come potevano essere d'ostacolo? In cui comprendiamo e capiamo dalla scena del crimine che il bersaglio era il sistema famiglia, come è avvenuto in altri casi di cronaca, in tantissimi casi di cronaca. Infatti c'è da sottolineare che il fenomeno del family murder in Italia è tipico nella classificazione omicidiaria, perché a livello psichico, all'interno della nostra personalità, la famiglia nel bene e nel male gioca un ruolo importante. Infatti non è un caso, no, che quando lui torna in Calabria e va dall'ex moglie, li trova, così come è stato definito anche dai giornali dell'epoca, come se stessero facendo un consiglio familiare. Ecco, che rappresentava più che altro un messaggio molto chiaro, no, di una famiglia unita, quella della donna. Sì, ma dobbiamo anche contestualizzare a livello sociale, in un'analisi quanto mai precisa. Dobbiamo ritornare indietro a tantissimi anni fa, in cui il concetto di famiglia a livello antropologico era l'unione, era parlare del bene e del male, era se abbiamo un problema lo affrontiamo tutti insieme e nessuno nella famiglia è sola. Infatti, di questi problemi tra i due ne parlava tutta la famiglia, e sicuramente il clima relazionale, diciamo così, tra il valente e i componenti della famiglia della moglie non è idilliaco. Bene, Forse non lo è mai stato. Fabrizia, oltre l'affetto dei cugini, degli zii nei confronti di Marco, lo Stato gli è stato vicino? Lo Stato lo ha aiutato? No, assolutamente no. Era il 96, tante leggi non c'erano, sono subentrate adesso, appunto come tutela e aiuto e sostegno alle vittime dei reati violenti. Tu considera che i due ragazzi, perché entrambi i ragazzi non hanno ricevuto alcun risarcimento economico, ma neanche psicologico, cioè neanche l'aiuto e il sostegno di cui avevano bisogno appunto per superare il trauma, perché di trauma comunque si tratta al di là di tutto, poi dell'amore e del bene con cui tu cresci, però comunque hai dei vuoti, hai comunque dei flash che ti porti a vita. Tra l'altro Marco porta anche dei segni visibili, perché Marco nella furia omicidi è stato colpito con 3 colpi di pistola, quindi ce l'ha sia visibili che interiori. Bene, E, sì, sì, e continua, lui, continua. no, perdono, no, nel senso che è quello che dicevo anche all'inizio, lui lamenta questo, raggiunta la sua maturità, considera che Marco è ritornato a vivere nell'appartamento, non nella casa di Buonvicino, nell'appartamento dei genitori, vive da solo ormai da diversi anni, si mantiene insomma da solo, però questo abbandono è qualcosa che adesso per lui è diventato ancora
più pesante perché non riesce a capire. Alcuni considera che in alcuni casi è stato avanzato anche l'anticostituzionalità del fatto che il risarcimento possa essere caduto in prescrizione. Caruso, l'omicida stava lavorando, ha lasciato di lavorare per raggiungere la Calabria a casa lì dell'ex moglie, dei genitori dell'ex moglie. Un evento situazionale oppure premeditato? Possiamo fare tantissime analisi e ovviamente la prima analisi che va rispettata, per quanto strana e paradossale che sia alla luce di 10 anni di esperienza in questo lavoro, è quella dell'apparato giudiziario della Corte di Assise, che ha confermato che l'evento, il delitto, il fatto criminoso non è stato assolutamente premeditato. Viene difficile, onestamente, pensare che non sia stato premeditato, in cui, rispettando le sentenze, lì c'è stata una pianificazione prima, durante e dopo, in un fattore abbastanza chiaro, che è quello che l'offender ha portato con sé due caricatori. Due caricatori significa innanzitutto con sé un arsenale da guerra. Sicuramente significa anche che tu sei pronto per usare, per sterminare più persone. Lui aveva un potenziale di fuoco estremamente notevole, cosa anche al limite della legge, perché solamente in casi estremi si può attivare un'azione del genere, per esempio nei casi in cui si viene impegnati in dei ruoli operativi particolari, ma anche lì ci sono dei limiti. La domanda che ci dobbiamo fare: perché questo soggetto arriva da Formia? Vabbè, lo faceva spesso perché lì c'era anche sua figlia, però che cosa fa? Occulta la macchina, nasconde la macchina, si reca sul posto al piedi, chiude il cancello dall'esterno e prende delle precauzioni per fare in modo che dalla scena del crimine lui potesse uscirne indisturbato in questo caso. Ma la cosa di rilievo sono i due caricatori. Perché due caricatori? Perché era pronto nella sua mente, in uno stato preorganizzato, in uno stato immaginifico, era pronto a compiere una strage. Questo delitto è stato raccontato in un libro che avete scritto sia Fabrizio insieme a Caruso, a quattro mani, e che racconta un po', no, la storia di quello che era successo quel giorno, intitolato Sangue del mio sangue. Fabrizio, io volevo chiederti, che tipo di ricordo hai? Come hai saputo la notizia? Hai preso la notizia? Qualcuno vi ha chiamato? Sì, solo giusto una precisazione perché c'è anche un'analisi appunto di inchieste e delle carte. Lui finisce il turno, finisce il suo turno e decide poi nel frattempo di raggiungere sì, Diamante nel pomeriggio, insomma, quindi giusto per correttezza. Giusto. Poi i colpi sparati sono stati 27, 23 andati a buon fine, possiamo dire, perché E quindi perché lui, tra l'altro, da esame balistico e quindi dall'esame anche autoptico delle salme, i colpi sono stati sparati tutti dalla cinghia in su, quindi nelle zone dirette, nelle zone vitali. Questo giusto quindi con una per chiara chiudere. intenzione. Sì, era una forza dell'ordine, un carabiniere, quindi sapeva benissimo quello che stava facendo. Dalla cinghia in su significa colpi mortali. Come siete stati avvisati di questa tragedia? Lei che fa parte della famiglia, no? Nel libro si ripercorrono proprio quelle ore, esattamente quelle famose 14 ore di terrore in cui la nostra famiglia è stata catapultata dalla notte alla mattina. Succede che i miei zii tardano a rientrare, era ormai tarda notte, erano mezzanotte, il tempo poi era bruttissimo. I miei nonni, perché abitavano tutti insieme in un unico palazzo, non vedendoli rientrare, soprattutto per il fatto che i bambini il giorno dopo sarebbero dovuti andare a scuola, si preoccupano, anzi
Mio nonno era particolarmente preoccupato. Quindi che ci Aveva fossero... capito, sì, aveva capito che c'era qualcosa che era successo qualcosa, l'ha supposto dall'inizio, anche perché arrivò una telefonata, arrivò uno squillo di telefonata, mia nonna si alzò, ma nulla, non rispose nessuno dall'altro cavo, perché tra le altre cose che ha raccontato Sergio dell'occultamento della macchina, lui prima di andare via staccò i cellulari e buttò via anche la batteria addirittura del cellulare più tutti i telefoni di casa, quindi preparandosi appunto alla fuga. Mia nonna provava a telefonare in continuazione, appunto, ma i telefoni purtroppo erano staccati. Allora mio nonno andò dal genero che abitava accanto, il papà, lo zio e papà di Marco, e dal nipote che abitava sotto, chiedendo, perché non guidava mio nonno, quindi chiedendogli di accompagnarlo insomma, a trovare, a prendere il figlio. Nei giorni successivi alla strage, come famiglia avete parlato di qualche sentore da parte di Valente che potesse fare un gesto così estremo, potesse arrivare a un gesto così estremo? Ma non c'era bisogno neanche di parlarne. Come ha sottolineato Sergio, la situazione era chiara a tutti, se ne parlava più volte, e a dire la verità la mia famiglia più volte, parlando con mio zio, insomma, aveva avanzato delle preoccupazioni, anche perché Luigi possiede un'arma. Luigi, stai attento, perché comunque questa persona ha una pistola, però è stato sottovalutato poi la rabbia che questa persona covava all'interno, che poi è esplosa. Ci sono dei particolari. Tu considera che il 19, il giorno dopo, sarebbero dovuti andare a consegnare le carte per la consensuale, perché lui all'inizio sembrava che avesse accettato questa separazione, e poi niente, invece proprio quella è stata poi diciamo, la causa, la cosiddetta causa scatenante. I sentori c'erano tutti, tant'è che mio nonno, mio cugino e mio zio, che furono i primi ad arrivare sul luogo del delitto e quindi a rinvenire i cadaveri, quando poi furono allertate le forze dell'ordine, i carabinieri, giustamente i carabinieri chiedevano se secondo noi potevamo pensare a qualcuno. Nessuno di noi ha avuto dubbi. Nessuno di noi ha avuto dubbi. C'è Grazie. stato un mio cugino a dire è stato lui, tant'è che i carabinieri lì per lì la presero un po' male, dice lei come fa a sostenere una cosa del genere? È stato lui. Mia madre, anche nella propria consapevolezza, prima che lo facessero i carabinieri, chiamò a Brescia all'unico superstite della famiglia di mia zia, quindi de Salemme, che è questo fratello Giovanni, dicendogli: Giovanni, guarda che è successo questo e questo, sicuramente lui sta venendo lì da te. Mia madre non so come ebbe la lucidità di pensare questa cosa, prima ancora appunto di sapere tutto quanto, e effettivamente poi lui stava andando a Brescia. Termina qui la nostra prima parte sulla strage di Buonvicino. Ritorneremo settimana prossima con altri particolari di una storia che scosse non soltanto il piccolo centro del Tirreno, ma l'intera Italia. Parleremo degli aspetti criminodinamici e degli aspetti che sono costretti a vivere i bambini orfani di genitori per morte violenta. Noi vi aspettiamo venerdì prossimo alle 22 su TEN.